La colazione in riva al lago è un rito che non devi perderti. Non devi perderti, nel senso, come atteggiamento nei confronti delle tue giornate, perché basta poco per metterti un po' di sale, hai capito? E così inizi bene la giornata, oltre che con una pinzalina la prima mattina che resta sempre. Un giorno ti porterò a vedere i Ruderi Fumegai, che è una sorta di borghetto abbandonato che visitai tanti anni fa, e oggi non ce la facciamo perché ci siamo svegliati tardi e dopo insomma la pattinata di ieri. Micette, abbiamo 30 anni hanno ste qua e sì, scoppiano. Sì, e volevi fare il tutorial su come scoppiare le micette? Allora le prendi dal culo, innanzitutto il culo così, sì, sì. con due dita. Poi si prende l'accendino lontano, bravo, si accende. Fallo. Ah, wow. Non tirarle addosso a me. Ma ci sono le case, lo accendi e vai a prendere proprio poco la punta. Questa è una miccia, e appena vedi che la miccia prende a fare diventa arancione, la lanci. Ok, grazie dottor Giacomo. Ti avevo già puntinato questa zona, il lago del Corlo. Vai a cercare su YouTube lago del Corlo puntine, così vedrai quello che stiamo facendo, ossia stiamo facendo la passeggiata lungo lago, la quale porta poi ai Ponti della Morte e alla diga. A noi si dice viva la diga e chi la furiga. Baci che non conosco, ogni notte stupiscimi, e se alle volte poi cado ti prego sorreggimi, aiutami a capire le cose del mondo e parlami di più di te, io mi do a te completamente. Il lago del Corlo porta appresso anche la classica storia italiana, ossia una storia di interessi e profitti economici, ben si intenda, i quali, no, non stiamo parlando della diga del Vajont, non far confusione, i quali hanno fatto sì che un tempo la popolazione di questa vallata che c'era è stata sfrattata senza scelta, in quanto l'Enel doveva costruire la diga, e quindi questi si sono ritrovati così, senza casa, a dover abbandonare il paese. Pensa a te. Adesso andiamo nel vento e riapriamo le ali, c'è un volo molto speciale. Non so se ci sono anche da te i boeri, sono dei cioccolatini che tu apri e c'è scritto il numero di altri cioccolatini che vinci. E il problema è che hai il cuore dentro, c'è uno che ha vinto qua, apre i boeri. Compri il numero di boeri che vuoi dal dispenser sul balcone, apri, trovi quanti cioccolatini hai vinto e vai a incassarli al bancone, ma li prendono non dal dispenser che c'è al pubblico, ma hanno un sacchetto apposta delle vincite. Quindi vinci solo, diciamo, il primo giro, ecco. Esatto, quello che compri dal dispenser. Noi ne abbiamo mangiati 6 adesso. È buono? Abbiamo 4 belli vinti. Non a casa ubriaca Boeri, non a casa ubriaca Boeri. Insieme ascoltami, io mi do a te e penso a te continuamente. Adesso andiamo nel vento e riapriamo le ali, c'è un volo molto speciale, non torna domani. Respiro nel cuore. Sinanetto de montagna. Sinano, come vanno le vertigini? Ma ti dirò, cerco di ricordarmi quella volta che l'avevo fatto con gli amici. E ti dirò, è un gioco psicologico non indifferente sta roba, perché dici è sicurissimo, non traballa, però comunque vedi questi spazi e per chi ha le vertigini è una cosa molto paurosa. Quindi è una sorta di atto di coraggio quello che sto facendo, hai capito? Perché io dico sempre che il coraggioso è colui che affronta le proprie paure, perché se uno non ha paura di niente, cioè non percepisce la vertigine, non è coraggioso, ok? Uno che va in cima a una montagna, che non ha i vertigini, non è coraggioso. Dov'è il coraggio? Cosa sfida? Non sfida niente? È stato bellissimo perché Giacomo ha detto scopri una pizzetta così rivivi i tuoi ricordi dell'infanzia. E questo è Simano che rivive la sua infanzia. Sì. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, queste qui sono veramente degli anni 80, erano dei fondi di magazzino che aveva questo negoziante molto simpatico e ce le ha regalate, però sono letteralmente degli anni 80. Sono le quindi micette. sì, quindi le abbiamo
le abbiamo apprezzate, insomma, le abbiamo scoppiate proprio così. Ecco il Singano bambino. Allora, sì, la micetta era estremamente veloce, prendeva... difatti, l'avevo detto. Ti è scoppiata in mano? È stata frosennata. No, sadico di merda. Vedi Giacomo, noi pensiamo al ragazzo di campagna, però un tempo effettivamente era vero, le case erano molto grandi e c'era, diciamo, povertà, no? Povertà nel senso materiale. E pertanto veniva scaldato solo il piano terra. Le camere, esatto, erano famose per essere fredde e ghiacciate, un po' come il ragazzo di campagna, no? Respiro nel tuo respiro e ti tengo le mani. Qui non ci prende nessuno, siamo